Bentrovati. I politicanti sembrano non accorgersi che molti cittadini elettori hanno le tasche piene della loro totale mancanza di etica e senso dello Stato e sono talmente schifati dai loro comportamenti che si rifiutano di andare a votare. Ecco alcuni esempi che fanno accapponare la pelle. Giancarlo Galan, ex governatore del Veneto, ex ministro e attualmente parlamentare, ha patteggiato 2 anni e 10 mesi di carcere per corruzione sui fatti del Mose, pena che sta scontando nella sua villa sui Colli Euganei, oltre a una multa di 2.600.000 euro. Ma oltre il privilegio di scontare la condanna a casa propria, Galan, seppur galeotto, continua a percepire l'indennità da deputato, rimanendo pure presidente della Commissione Cultura della Camera. Io penso che in nessun paese civile potrebbe accadere un fatto del genere. E ora vengo ad altre vergognose questioni più vicine a casa nostra. È una notizia della settimana scorsa sulle cosiddette spese pazze dei consiglieri regionali. Dopo l'ex presidente del Consiglio regionale Balaman, anche l'ex capogruppo sempre della Lega Narduzzi ha chiesto di patteggiare 1 anno e 8 mesi di carcere con la condizionale per l'accusa di aver distratto fondi pubblici per 220.000 euro. Su un totale di 22 consiglieri regionali indagati, 3 hanno chiesto di patteggiare la pena, 11 vorrebbero il giudizio abbreviato, mentre 8 chiedono un processo normale. Tra coloro che hanno chiesto un iter ordinario del processo troviamo anche la ex consigliere della Lega Nord Mara Piccin, accusata di peculato per un conto di 48.000 euro di spese non specificate per viaggi e pernottamenti. Ricordo che la Piccin e Narduzzi erano i 2 consiglieri leghisti che si erano battuti con più ferocia per far chiudere l'ambulatorio per immigrati regolari e non, situato all'interno dell'ospedale civile di Pordenone e gestito gratuitamente da personale volontario, perché i 2 ritenevano che il costo di circa 5.000 euro annui per l'uso della struttura fosse un onere eccessivo per il bilancio della regione. Penso non serva a nessun altro commento. E vengo alla querela tra la regione e il senatore Piedissino Sonego sulla questione vitalizi. In breve, Sonego chiede che gli venga assegnato il vitalizio per i 5 anni in cui ricopriva la carica di assessore regionale tecnico, quindi non eletto, nella giunta di Illy e lasciati a suo tempo in sospeso, da sommare al vitalizio di circa 4.000 euro netti mensili che percepisce da quando aveva 52 anni e che gli spettavano per i 15 anni da consigliere regionale, ma gravati da una penalità del 15% per aver anticipato di 3 anni la sua riscossione. A quel tempo i consiglieri regionali maturavano il vitalizio al compimento dei 55 anni. Ma la regione per bocca della Serracani gli ha risposto picche, il vitalizio per i 5 anni da assessore non gli spetta. Naturalmente, come impone la legge, da quando è stato eletto al Senato, la regione ha sospeso il pagamento del vitalizio, quindi Sonego, finché farà parte del Senato, dovrà comunque accontentarsi, poverino, dello stipendio da senatore. Non vi sembra? Non si può aver tutto dalla vita, non vi sembra? Comunque lui insiste, vuole che gli venga riconosciuto anche il vitalizio dei 5 anni da assessore perché ne ha i requisiti e quindi è un suo diritto acquisito. A questo proposito vorrei sommessamente chiedere al senatore Sonego se si ricorda della professoressa Fornero. Nel caso avesse la memoria corta, gli voglio ricordare che la signora Fornero, ministro del governo Monti, con la sua riforma pensionistica ha fatto strame dei diritti acquisiti di milioni di cittadini lavoratori. Per cui, sempre sommessamente, voglio pure ricordargli che ci sono dei momenti nella storia in cui non tutto ciò che è lecito è giusto e il suo caso mi pare si possa catalogare fra questi. E voglio chiudere in bellezza. La scorsa settimana i commissari della Giunta per le immunità del Senato hanno deciso che il leghista Calderoli, che diede dell'orango all'ex ministro Kyenge, non è perseguibile. Hanno difeso il diritto di offendere pesantemente l'ex ministro di origine congolese, tutti i partiti ad esclusione del Movimento 5 Stelle. Dare della scimmia pubblicamente a una donna italo-africana, secondo i commissari della Giunta, non è razzismo. Non è una diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale. Secondo questi senatori, quando Calderoli pronunciò quella parola, era nel pieno delle sue funzioni parlamentari. Io penso che questo sia semplicemente uno scandalo. Michele Sella ricorda che durante una pausa di un dibattito televisivo di qualche anno fa, il leghista Speroni gli confidò: guardi, io sono volgare perché rappresento elettori volgari. Questa è la democrazia. Questa frase spiega molte cose. Ci vediamo giovedì prossimo.